L'Istituto Comprensivo di Isola del Liri promuove nel corso dell'anno scolastico 2022-2023 itinerari didattici formativi rivolti all'inclusione e all'intercultura. Il percorso è scandito da incontri ed occasioni di confronto tra docenti e genitori con esperti. Proprio per queste opportunità di condivisione, giovedì 30 marzo all'interno del Teatro Stabile di Isola del Liri si è tenuto un convegno sul tema Le nuove migrazioni, i corridoi umanitari ieri e oggi, con relatori la dirigente del comprensivo Maddalena Cioci, il parroco di San Lorenzo Martire Don Alfredo Di Stefano e la responsabile della comunità di Sant'Egidio di Frosinone Loredana Piazzai. L'Istituto di Isola del Liri, di cui mi onoro di essere dirigente, oggi inizia una serie di convegni. Il primo abbiamo voluto dare importanza ai corridoi umanitari e all'inclusione, che è un argomento per noi importantissimo come scuola, e soprattutto esamineremo l'argomento con i relatori che interverranno dal punto di vista della scuola, quindi quello che sono anche gli strumenti amministrativi, le procedure e soprattutto l'impegno che la scuola dal punto di vista didattico deve profondere per l'accoglienza degli alunni stranieri. Dico che è il primo incontro di una serie perché abbiamo intenzione anche di predisporre e organizzare nuovi incontri con altri argomenti che comunque consentano tutta la comunità scolastica e non di affrontare gli argomenti di attualità che secondo noi necessitano di approfondimento e dibattito. Noi chiaramente nel nostro programma didattico inseriamo sempre argomenti di attualità e anche quelli di accoglienza dello straniero, e daremo anche conto chiaramente nel corso del convegno di che cosa si intende per straniero, perché spesso vengono confusi. Esistono però le linee guida del Ministero del 2014 che ci danno esattamente le definizioni di straniero, di su chi noi operiamo, e quindi sulla didattica personalizzata che è al centro di un lungo dibattito anche psicologico. Un'importante occasione di conoscenza e confronto per sottolineare il lavoro prezioso della rete sociale nel promuovere ed educare al bene pubblico, in particolar modo in questo periodo storico scandito dalla nascita di nuove comunità allargate, frutto dell'arrivo di nuove etnie e patrimoni culturali che i nuovi arrivati possiedono. Per entrare nel dettaglio ed illustrare il grande lavoro svolto da chi opera per i corridoi umanitari, la dottoressa Loredana Piazzai. È un problema molto attuale, ma i corridoi umanitari sono veramente la risposta al dramma dell'immigrazione, perché consentono di arrivare nei paesi europei in assoluta sicurezza. Ed è l'unico modo per sfuggire ai trafficanti di uomini, a quella che è l'aspetto. Oltre la perdita della propria nazione, queste persone, della propria storia, della loro vita, loro si trovano in mano a sfruttatori, a persone che li espongono ad ogni tipo di pericolo. Il corridoio umanitario invece consente di avere un passaggio sicuro. Proprio oggi a Roma sono arrivate altri circa 40 siriani che vengono dai territori del terremoto, quindi in una situazione ancora oltre la guerra, anche il terremoto, e sono arrivati a Roma in aereo in tutta serenità. Arrivano con una parte dei documenti già in ordine, vengono accolti da quello che si chiama il terzo settore, in primis la comunità di Sant'Egidio, che ha ideato e strutturato questo tipo di corridoio umanitario insieme alla tavola dei Valdesi e alle chiese evangeliche. Praticamente queste persone arrivano, vengono ospitate, adesso si è aggiunta anche la CEI, la Caritas e altre organizzazioni religiose, vengono ospitate sul territorio gratuitamente dalle organizzazioni del terzo settore, e allo Stato viene chiesto soltanto l'aiuto per fornire i documenti che servono perché le persone siano residenti nella nostra nazione. Il percorso che fanno è un percorso di grande umanità, perché i bambini vengono mandati a scuola. Mi ha raccontato una signora siriana che ho incontrato il 18 marzo a Roma, quando abbiamo avuto l'incontro con Papa Francesco, che i suoi figli, che erano in un campo profughi libanese, non erano mai andati a scuola, cioè non sapevano che cos'era la scuola. Quindi i bambini vengono
a seconda della loro età, vengono mandati a scuola. I genitori iniziano un corso per imparare la lingua italiana e poi si cerca anche di capire le loro inclinazioni per avviarli al lavoro. Quindi diciamo che il corridoio umanitario rappresenta veramente una speranza di vita, una speranza di trovare una nuova vita in sicurezza in una nazione straniera.